Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Sampdoria e Brescia ad un bivio, una legge, quella del calcio, che a volte appare troppo spietata, dentro o fuori. Senza dubbio una delle partite più delicate della 35esima giornata del campionato Serie B-Win. Al Ferraris è tutto pronto e tutto colorato di blu cerchiato. Sampdoria che potrebbe risorgere dalle proprie ceneri, così come il Brescia. Due big che vogliono tornare a vestirsi eleganti. Iachini recupera Romero fra i pali per le rondinelle, Rosa completamente a disposizione, ad eccezione dello squalificato Salomon. E il Brescia che subisce subito nei primi minuti, azione velleitaria però questa della Sampdoria. Al quarto minuto Pozzi invece va vicino alla deviazione vincente, sale in cattedra la Sampdoria, sale anche il ritmo della partita. Al 12esimo proprio Pozzi si rifà raccogliendo l'invito da sinistra, deviazione vincente e anche un po' fortunosa del giocatore che di ginocchio appoggia il rete. 1-0 e Pozzi va sotto la curva. Sampdoria che sale a 54 punti e scavalca provvisoriamente proprio il Brescia. Renan in ritardo, Martinez e appoggia così Pozzi. Sampdoria che prosegue nella sua marcia impetuosa. Il destro qui facile, impresa Arcari. Juan Antonio, il tiro dell'ex, para ancora Arcari. Calori è preoccupato senza dubbio per questo avvio della Sampdoria. Sottotono sicuramente il Brescia. L'unica azione sul finale di primo tempo è di Jonatas al 42esimo, gioca da solo. Mandolini salta Renan e la mette sulla testa del giocatore, non riesce la deviazione vincente. Sulla falsa riga del primo tempo inizia la ripresa con i blu cerchiati che partono fortissimo. Ci prova Calori a dare il supporto psicologico. Cross di Eder dalla destra, taglia tutta la difesa. Dopo solo 30 secondi la Sampdoria rischia il raddoppio. Pozzi non ci arriva. Al 50esimo ancora Pozzi, si gira bene il suo destro, finisce però tra le mani facili dell'estremo difensore del Brescia. Ancora Sampdoria, doppia conclusione, prima di Obiang e poi di Rossini. Troppa potenza, la palla si alza sopra la traversa. Cenno di reazione del Brescia al 59esimo minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Mandolini si avvita, Cordova dalla bandierina prova ad invitare il giocatore al gol. La prende però Romero di istinto. La Sampdoria effettua un cambio, esce l'ex Juan Antonio, entra Pasquale Foggia, giocatore di vecchia conoscenza, di grande esperienza. Al 61esimo il Brescia prova con un break, fa tutto solo El Kaddouri, il suo destro va ad accarezzare la traversa. Oggi un po' sottotono anche il giocatore. Due chance per il Brescia, ma poi al 62esimo Arcari compie un vero miracolo. Foggia tocca Pozzi, non la tiene Arcari, poi su Eder un altro miracolo. Ancora Eder al 71esimo, il suo cross. Foggia non guarda, sente la porta alle sue spalle, firma il 2-0 che sa di ipoteca finale. Pasquale Foggia fa scattare una vera e propria bolgia a Marassi. 2-0 che sa di risultato finale, sa anche di rincorsa ai piani alti della classifica. Rivediamo il gol di ottima fattura. All'87esimo c'è spazio per Rossi, ci prova ma il Brescia ormai non ci crede più alle corde. Finisce con questo risultato, un 2-0 che sa di 3 punti per la Sampdoria e di una rincorsa facile verso i playoff per il Brescia. Potrebbe essere un tonfo decisivo. Sotto una pioggia fitta e battente è festa a Genova, è festa a Marassi.